Annunciate oggi dallo stesso Stefano Marcon il ritiro delle sue storiche dimissioni. Hanno fatto molto parlare il mondo della politica. Grazie per aver accettato l'invito a Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, che allora rimane sindaco e anche presidente della provincia, credo, no? Sì, esatto, esatto. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, come mai ha deciso di ritirare le dimissioni? Beh, abbiamo fatto una riflessione assieme al gruppo che mi supporta e condivisa e sentita la responsabilità di continuare il mandato amministrativo, di continuare a dare la fiducia ai cittadini che ci hanno votato nel 2020. Ho deciso di ritirare le dimissioni e di andare a chiedere un voto di fiducia in Consiglio Comunale. Mi ripeterò al voto di fiducia del Consiglio Comunale. Ho chiesto ai singoli consiglieri appunto di esprimere questa volontà con il loro voto, in modo tale che sia condivisa la responsabilità di continuare a governare sia la città che la provincia di Treviso. È previsto anche un rimpasto di giunta? Avete già qualche idea? Visto che c'è l'occasione, magari si può fare anche quello. È sentito da parte del gruppo un'opportunità di cambio di passo da parte della giunta comunale. Sono riflessioni che competono al sindaco, le farò successivamente al voto di fiducia che il Consiglio vorrà riservarmi. Quando ci sarà pieno mandato al sottoscritto, le dovute valutazioni le farò. Il suo rapporto con la Lega allora si è ristabilito? Con la Lega non c'è mai stato crisi, non c'è mai stato nulla da mettere in discussione. Sono leghista dal 99 e in seno alla Lega ho espresso una mia posizione personale insomma, portando il messaggio che arrivavano da molti cittadini, da parte del popolo. Non è un messaggio in contrapposizione né al presidente Zaia né al collega sindaco Mario Conte né tanto meno al segretario Salvini. È una posizione, credo, rispettata anche da molte persone. Però Marcon, lei ha una maggioranza un po' pochina, diciamo, no? È un po' risicata. Ce la fa? Ce la fa lo stesso? Questo lo vedremo in Consiglio Comunale. Importante è avere anche un solo voto. La democrazia verte sui numeri. Quando c'è un voto di differenza, un voto in più di quello che è il minimo previsto, si può governare. Comporta responsabilità di ogni singolo consigliere comunale. Bene, grazie davvero per aver accettato il nostro invito, grazie a Stefano Marcon, allora sindaco di Castelfranco e presidente della provincia, grazie ancora e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi.